Allora, l'altra volta noi abbiamo cominciato a parlare degli notevoli cambiamenti politici che avvengono nel territorio della contea, dell'ex contea principesca, diventata provincia di Gorizia, dopo la Prima Guerra Mondiale. E abbiamo visto come, da un lato, ci sia stato il crollo improvviso della forte organizzazione dei cattolici, che raccoglievano la maggioranza dei voti, soprattutto fra le classi contadine, che eleggevano 2 deputati su 3 al Parlamento di Vienna, che governavano la vita provinciale, che avevano questa grande struttura cooperativa che era formata da oltre un centinaio di cooperative e consorzi agrari. Allo stesso tempo abbiamo visto come altrettanto veloce sia stata la crescita del movimento socialista, che nel periodo prebellico era diciamo un movimento piuttosto debole, che contava poco, anche perché non aveva nessun eletto in nessuna istituzione, anche perché abbiamo visto, soprattutto nei comuni, vigeva ancora il voto per censo. E invece vediamo come i socialisti crescono notevolmente, soprattutto anche grazie alle importanti lotte sociali che avviano, e ribadisco la grande importanza che avranno le lotte contadine per la conquista del patto colonico. Questo spiegherà anche le ulteriori trasformazioni politiche che vedremo a partire dal 21, quando si costituirà un nuovo partito, quindi il Partito Comunista. Oggi vediamo come si trasforma e che cosa succede nelle file del terzo partito, chiamiamolo così, del periodo austro-ungarico, i liberal nazionali, che era il partito che comunque aveva governato la contea praticamente fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, che diciamo controllava l'economia del territorio. Era un partito però, se vi ricordate, che aveva diverse anime. Innanzitutto l'anima lealista, filo austro-ungarica da un lato, dall'altra quella diciamo più nazionalista, filo italiana, addirittura una componente anche irredentista. Una piccola componente irredentista, che erano quelli che alla fin fine con lo scoppio della guerra o nel periodo di guerra attraversano il confine e si arruolano nelle truppe italiane. Allora, questo movimento liberal nazionale alla fine della guerra si divide in vari tronconi, dà vita a vari gruppi o partiti politici. Innanzitutto diciamo che sparisce dalla scena la componente filo-austro-ungarica, quindi quella più lealista, che ovviamente non avrebbe potuto avere alcun seguito, però vi faccio notare come questa componente liberal nazionale filo austro-ungarica la ritroveremo nel settembre del 43, quindi seconda guerra mondiale, occupazione tedesca di queste terre, e i tedeschi in queste terre, vedremo che verrà costituito la zona di operazione littorale adriatico, qui praticamente in queste terre saranno di fatto annesse al Terzo Reich tedesco, e i tedeschi nomineranno nuovi amministratori, ma non andranno a pescarli fra i fascisti, quelli più duri e rigorosi, andranno a trovarli fra questa vecchia componente di impostazione filo austro-ungarica di cui si fidavano di più. E infatti vi faccio 3 nomi. Il conte Marino Pace, quindi hanno tutti quanti un po' di origine nobile, verrà nominato dai tedeschi prefetto di Gorizia. Il conte Alessio Coronini Kronberg sarà nominato podestà di Gorizia, e il cormonese Locatelli di Adenauer diventerà il presidente della provincia. Quindi
questa componente, che si ritirerà dall'attività politica durante il ventennio, ma comunque che era formata da persone che avevano proprietà, che avevano importanza economica, che diventeranno in un certo qual modo fascisti per convenienza, quindi verranno ripescati proprio dai tedeschi dopo l'occupazione di questi territori. Quindi diciamo questa componente però praticamente viene messa all'angolo. E invece si riorganizzano i liberali nazionali, chiamiamolo così, di impostazione filo-italiana, quelli favorevoli all'annessione di queste terre all'Italia. Il primo partito che si costituisce si chiama Democrazia Sociale e rappresenta il gruppo degli interventisti, degli irredentisti. È il gruppo che si costituisce prima, infatti questo raggruppamento politico si costituisce ufficialmente a Gorizia il 4 febbraio del 19, quindi siamo a 3 mesi dalla fine della guerra, e in questo gruppo confluiscono tutti coloro che in parte anche di fatto erano favorevoli all'unità con l'Italia, e molti di questi erano andati anche a combattere nell'esercito italiano per l'annessione di queste terre all'Italia. Ed era questa democrazia sociale, quindi un raggruppamento che raccoglieva persone di impostazione liberale, ma soprattutto di impostazione repubblicana e socialisteggiante. Quindi era un gruppo che aveva anche un programma politico molto aperto, molto progressista. Infatti prevedeva inizialmente due cose, innanzitutto, che erano importanti. Da un lato voleva approfondire, mantenere i rapporti di collaborazione con la componente slovena. Questo è un fatto importante. E in secondo luogo era un raggruppamento che chiedeva di l'unità d'Italia, sì, ma di mantenere quelle istituzioni che funzionavano in Austria, di riportarle, di mantenerle in vita. Infatti il programma che aveva questo raggruppamento, che dicevo era molto progressista, prevedeva per esempio la revisione del patto colonico, quindi misure a favore della classe contadina, che era quella più povera, e la costituzione di una serie di cooperative di lavoro, agricole, di consumo, per venire proprio a far fronte ai problemi principali della gente, quelli della disoccupazione, del reinserimento nel mondo produttivo. E chiedeva la confisca delle terre incolte, e ce n'erano molte nella nostra contea, soprattutto nella bassa friulana. E parlavano anche di un ragionamento di imposizione progressiva delle tasse, quindi era un programma politico abbastanza avanzato. E come vi dicevo prima, volevano mantenere intanto le autonomie comunali, quindi che l'Italia sì, ma che l'Italia mantenesse queste autonomie che venivano garantite dal governo austriaco ai comuni e anche alla dieta provinciale, e naturalmente mantenere in vita strutture come la Cassa Distrettuale per Ammalati, che era un'istituzione che funzionava. E quindi questo partito aveva queste due componenti che dicevo prima, liberali ma anche repubblicani e socialisti. E di fatto questa democrazia sociale durerà praticamente meno di un anno, perché l'anno successivo, siamo l'8 marzo del 20, ecco una data che non avevo mai notato, 8 marzo, l'8 marzo del 20 viene fatta una riunione e a maggioranza viene deciso di trasformare questo nuovo partito
e di confluire nel Partito Repubblicano Italiano. Quindi praticamente questo nuovo partito, da Democrazia Sociale, diventa Partito Repubblicano. Io volevo parlarvi di due di questi esponenti, che sono esponenti noti, e quindi ve li faccio pure vedere. Questi esponenti più importanti, eccolo qua, sì. Adesso vediamo. Eccolo qua, adesso vediamo di riuscire ad ampliare, anche ingrandire. Eccolo qua. Si vede? Allora, i due, eccolo, perfetto. Quindi i due principali esponenti di questo movimento che diventerà poi Partito Repubblicano sono due personaggi noti nel nostro zona. Biagio Marin, poeta gradese, e Emilio Muric, che invece era un insegnante di Gorizia. Qui vedete il poeta Biagio Marin con un figlio. Siamo però negli anni, alla fine degli anni 30. Biagio Marin, quindi poi ecco vi faccio vedere anche l'altro, così eccolo un attimo. E questo era Emilio Muric, probabilmente in una foto degli anni 30-40. Entrambi, sia Muric che Marin, avevano espatriato, diciamo, intanto erano coetanei ed erano amici, avevano espatriato e si erano arruolati nell'esercito italiano. Comunque nessuno dei due verrà mandato al fronte, vediamo anche perché. Erano amici, dicevo, anche perché Muric, il professore Emilio Muric, si era laureato a Vienna discutendo proprio una tesi sulla poetica di Biagio Marin, quindi erano anche molto legati in questo senso. E quindi entrambi si arruolano nell'esercito italiano. Marin non combatterà perché in quel periodo verrà ricoverato in ospedale con forme di tubercolosi, quindi dovrà curarsi praticamente per tutto il periodo della guerra. Invece Muric arriverà con gli italiani a Gorizia, quando verrà occupata la città, e gli verrà affidato il compito di riorganizzare e porre in salvo le biblioteche di Gorizia, le biblioteche goriziane, cosa che lui farà. E nel primo dopoguerra praticamente diventerà una specie di provveditore agli studi e organizzerà proprio negli anni 18-19 la ripresa delle scuole in questo territorio. Tra parentesi, lui era anche presidente del CAI goriziano. Quindi questi due personaggi, Marin, non aderiscono, cioè formano la Democrazia Sociale, ma non aderiscono al Partito Repubblicano in quanto si proclamano di idee socialisteggianti, socialiste. E infatti avranno, diciamo, una vita politica molto diversa l'uno dall'altro, ma per esempio Muric aderirà, invece che al Partito Repubblicano, aderirà al Partito Socialista, diventerà, poi dopo passerà nel 21 al Partito Comunista, rimarrà comunista anche nel periodo bellico, infatti sarà uno dei rappresentanti del Partito Comunista nel Comitato di Liberazione Nazionale di Gorizia, e poi dopo si dedicherà nel secondo dopoguerra all'insegnamento. Io ricordo che alcuni studenti anche l'anno scorso mi ricordavano di essere stati appunto suoi alunni. Invece Biagio Marin avrà una storia molto più complicata, nel senso che
non aderirà al Partito Repubblicano, emigrerà a Trieste e a Trieste diciamo modificherà le sue posizioni politiche, perché nel 1923, quindi siamo un paio di anni dopo, verrà inviato a Grado con il duplice incarico, uno di segretario del fascio della sezione di Grado e due di direttore dell'azienda di soggiorno. Incarichi che diciamo porterà avanti per diversi anni, fino a quando in seguito verrà indagato, diciamo, per interessi privati, in quanto assieme al podestà di Grado, per quanto riguardava gli appalti per la concessione delle spiagge, quindi una questione piuttosto complicata e complessa, e dovrà diciamo dimettersi dai due incarichi, sia di quello di segretario del fascio che di quello di direttore dell'azienda di soggiorno, ritornare a Trieste, e a Trieste diciamo proseguirà però la sua militanza nel partito fascista, anzi lo descrivono come un ammiratore di Hitler. Modificherà però le sue posizioni nel corso della guerra, soprattutto in seguito alla morte del figlio. Il figlio morirà soldato combattendo contro le formazioni partigiane in Jugoslavia. Probabilmente questo lo porterà a rivedere molte posizioni, tanto che troveremo Biagio Marin rappresentante all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste nei giorni che precedono la fine della seconda guerra mondiale. Quindi da questo raggruppamento, ampio raggruppamento dei liberali nazionali, diciamo, esce il primo partito, che è il Partito Repubblicano. Il secondo gruppo politico che si forma in queste terre, diciamo, per iniziativa di ex appartenenti al Partito Liberale Nazionale, è il movimento nazionalista. Movimento nazionalista, siamo ancora qui. Ecco qui, ecco, c'è una foto che indica una delle prime tessere del Partito Repubblicano, quindi che ci si scriveva appunto la tessera del partito. L'associazione viene costituito questo raggruppamento, questo partito nazionalista, che naturalmente faceva riferimento al Partito Nazionalista Nazionale. E i due principali esponenti che conosciamo già di questo partito erano quello che vedete in foto è Giorgio Bombig, quindi l'ultimo podestà austro-ungarico di Gorizia, che diventerà poi dopo anche podestà nel primo dopoguerra, e che era stato durante la guerra, era uno di quelli internati in Austria proprio perché ritenuti pericolosi, quindi possibili nemici dell'Austria-Ungheria in vista della guerra con l'Italia. E il secondo esponente diciamo importante è Marani. Francesco Marani era stato, prima di Bombig, era stato podestà di Gorizia ed era anche stato deputato liberal nazionale, ovviamente, al Parlamento di Vienna. E questo personaggio lo troveremo anche nel primo dopoguerra, perché nel 24, quindi alle elezioni politiche del 24, verrà candidato e quindi verrà eletto nella lista del blocco nazionale fascista che si costituirà
nel 24 e sarà sarà eletto al Parlamento italiano. Ecco, questi due personaggi riusciranno a, diciamo, a costituire questo nuovo partito, questo nuovo movimento, quindi il movimento nazionalista, che comunque aveva un programma completamente diverso dal partito repubblicano, pur essendo provenienti dallo stesso partito liberale nazionale. Diciamo che questo partito era accesamente filo-italiano, era un partito naturalmente anti-slavo, quindi anti-sloveno, naturalmente anche antisocialista e anti-faiduttiano, cioè era contro sia il movimento socialista che avversario del movimento cattolico, in quanto, come vi ricordate, i cattolici erano accusati di essere filo-austriaci, quindi fedeli sudditi dell'impero austro-ungarico. E nel programma di questo partito c'era anche, e quindi questo già anticipa quello che succederà poi dopo con l'avvento al potere del fascismo, c'era anche la contrarietà dell'apertura, scusate, c'era anche la contrarietà della riapertura delle scuole di lingua slovena, quindi, e anche esprimevano la contrarietà all'uso della lingua slovena nelle funzioni religiose. Approfondiremo questo aspetto perché una volta chiaramente le funzioni religiose venivano fatte in latino, ma la Chiesa slovena aveva ottenuto un particolare permesso papale per cui si poteva diciamo, introdurre delle preghiere, dei canti in lingua slovena anche durante le funzioni religiose normali. E quindi questo nuovo movimento sarà anche quello che darà vita ad alcune associazioni, come l'associazione Trento-Trieste, che si batteva per l'italianità di Gorizia e di queste terre, per l'unione della Venezia Giulia all'Italia, e daranno vita anche ad uno dei più importanti giornali dell'epoca, La Voce dell'Isonzo, che diventerà da settimanale, si trasformerà in bisettimanale, in trisettimanale, quindi una presenza attiva nella città di Gorizia. Quindi da un lato i liberali nazionali formano un partito, i repubblicani, con un programma abbastanza molto progressista, dall'altro invece un altro partito che comunque rappresentava diciamo la componente filo-italiana pre-guerra, che era orientato invece su posizioni piuttosto diverse. Un'altra importante, non era un partito, ma è caratteristico perché ecco, rappresenta un po' la diversità della nostra storia locale. Si costituiscono nei mesi successivi varie associazioni di combattenti che dopo trovano un'unità nell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Questa era un'associazione naturalmente nazionale e anche a Gorizia, nel Goriziano, si costituiscono le sezioni locali dell'Associazione dei Combattenti e Reduci. Però ecco qui la diversità. Si potevano iscrivere all'associazione naturalmente solamente i combattenti dell'esercito italiano, quindi oppure i volontari giuliani che erano andati a combattere con l'esercito italiano. A queste associazioni ovviamente non potevano iscriversi i combattenti, che erano la stragrande maggioranza, che invece avevano gli ex soldati austro-ungarici che avevano combattuto per l'Austria-Ungheria. E quindi quello che volevo sottolineare è che avranno un peso importante anche nella storia locale, perché raggruppavano, come si può dedurre e capire,
soprattutto i militari, militari dell'ex esercito o dell'esercito italiano che si erano trasferiti in queste terre. Quindi coloro che avevano fatto il servizio militare, quindi si erano trasferiti in queste terre, rappresentavano un po' il grosso dell'associazione. E mi interessava far rilevare il fatto che all'interno di questa associazione si troveranno a convivere due anime. Quella, chiamiamola così, formata dai ex combattenti delle vecchie province, quindi che arrivavano dall'Italia, e gli ex combattenti delle nuove province, cioè coloro che erano di queste terre. E la differenza quale stava? Che mentre diciamo, gli ex combattenti italiani erano orientati su posizioni decisamente nazionaliste, anzi quasi tutti poi dopo aderiranno, perlomeno a livello dirigenziale, al movimento fascista, diciamo, la componente locale raccoglieva quindi i combattenti della Contea o della Venezia Giulia, ed era, diciamo, aveva delle posizioni un po' diverse, anche perché, se fate il rapporto, molti di questi ex combattenti locali provenivano dalle fila del Partito Repubblicano, che si era costituito da poco, erano gli interventisti che erano andati a combattere con l'Italia, e quindi molti dei quali si erano ritrovati nel Partito Repubblicano. Quindi si trovavano a confrontarsi all'interno di questa associazione queste due anime, che troveremo poi dopo anche nel movimento e nel partito fascista. Quindi anche nel partito del movimento fascista troveremo i fascisti delle vecchie province e i fascisti delle nuove province. Dove stava la differenza? Che fra questi due gruppi ci sarà sempre un profondo contrasto, perché gli ex combattenti che erano arrivati dall'Italia consideravano diciamo, i combattenti locali come un po' gli imboscati, perché erano sì andati a combattere nell'esercito italiano, però in buona parte questi diciamo, volontari che provenivano da queste terre verranno utilizzati dai comandi militari non in prima linea, ma verranno utilizzati soprattutto negli uffici informazioni, perché avevano bisogno appunto di gente locale che potesse, diciamo, dare una mano nel controllo anche del territorio. Per cui i combattenti che arrivavano dall'Italia accusavano i locali di essere degli imboscati, no? E al contrario, i combattenti del Goriziano accusavano questi altri di essere venuti in queste terre con spirito di conquistatori, di essersi accaparrati dei posti pubblici migliori. Quindi ci sarà sempre all'interno dell'associazione dei combattenti questo contrasto, che è interessante anche leggere i resoconti che venivano pubblicati sui giornali. Tante volte le assemblee si concludevano con zuffe, anche con scontri fisici, tanto che in diverse circostanze sarà l'associazione nazionale dovrà intervenire e dovrà sciogliere i comitati direttivi, proprio perché non si riusciva a trovare diciamo, la possibilità di convivere assieme. E vedremo che questo contrasto fra qui in ambito di ex combattenti e reduci, ma lo troveremo anche in ambito del movimento fascista, si troverà per tutto il periodo, diciamo per tutto il ventennio, ci sarà questo contrasto fra i fascisti delle vecchie e i fascisti delle nuove province che vedremo. Comunque, l'associazione era anche a livello nazionale, ovviamente era un'associazione molto presente sul territorio, contava moltissimi iscritti, anche perché poteva far leva sull'organizzazione di queste centinaia di migliaia di soldati che erano
rientrati dalla guerra o dai campi di prigionia e che molto spesso si trovavano, avevano difficoltà a reintegrarsi nel lavoro di prima, a trovare un'occupazione, e infatti a livello nazionale l'associazione ex combattenti darà vita a molte manifestazioni popolari proprio per chiedere lavoro, chiedere le terre, organizzeranno addirittura l'occupazione delle terre, soprattutto al sud, daranno vita a cooperative per la ricostruzione, a cooperative agricole, cioè quindi diciamo un'associazione che a livello nazionale cercava di dare risposte concrete a tutte queste centinaia di migliaia di soldati che erano rientrati dal fronte e che si trovavano in difficoltà perché non riuscivano a riprendere il ruolo di prima. Ecco, qui io mando una cooperativa di lavoro, molto spesso erano, e anche qui nel nostro territorio erano costituite alcune cooperative di lavoro, perché proprio come dicevo anche l'altra volta, come fecero anche i socialisti, queste cooperative di lavoro significava dare lavoro soprattutto a muratori, a queste persone, proprio perché c'era la necessità di andare a ricostruire, quindi c'erano gli appalti pubblici, c'era la necessità di ricostruire un territorio che era andato completamente o quasi completamente distrutto. Ecco qui Clout, un'altra cooperativa di lavoro fra ex combattenti, quindi un po' in tutta Italia c'era questa presenza, insomma, di questa associazione degli ex combattenti che svolgeva appunto un'azione sociale non di poco conto. Allora, io un attimo mi fermo chiedendo a voi se sono stato chiaro e chiedendo a voi se ci sono delle domande, delle richieste, quindi di fronte a questa prima trasformazione diciamo, del movimento del Partito Liberal Nazionale ex austro-ungarico che dà vita nel primo dopoguerra. Intanto abbiamo visto due partiti, il Partito Repubblicano, il Movimento Nazionalista, e arriverà successivamente, magari potremo cominciare a parlarne dopo, anche il terzo gruppo, cioè il Movimento Fascista. Ora ditemi voi. Io avrei una domanda, Luciano. Per quanto riguarda il dopoguerra, abbiamo sentito che il movimento socialista ha fatto un'azione di penetrazione nel mondo contadino agricolo, a discapito a questo punto del mondo cattolico che quella volta comandava il settore. Ci sono avute delle tensioni fra questi due movimenti al momento in cui i socialisti subentravano al movimento cattolico al Partito Popolare a questo punto. Si sono avute tensioni fra i due movimenti? No. Allora, è interessante, io facendo lo spoglio dei giornali dell'epoca e facendo lo spoglio dei giornali del periodo austro-ungarico, quando diciamo il conflitto fra cattolici e socialisti era forte, perché erano in pratica si rivolgevano un po' entrambi alle masse popolari, quindi ai contadini, agli operai, quindi erano in contrapposizione politica. Allora, leggendo i diversi articoli in cui si parlava soprattutto in vista delle elezioni, in Austria avveniva questo, che venivano fatti comizi e in ogni comizio veniva nominato un presidente del comizio, il quale poteva dare la parola anche agli avversari. Quindi c'era, immaginiamoci, Luigi Faidutti che faceva il comizio per i cattolici, e in sala c'era Giuseppe Tunta, il socialista, che non aspettava altro che di far polemica. E talvolta, leggendo queste, e avveniva anche il contrario, cioè talvolta che cosa succedeva nelle sale? Che il dibattito andava a finire in zuffa, eccolo. Quindi se nel primo dopoguerra, nel periodo prebellico, si erano verificati anche episodi di questo genere,
che erano, insomma, erano contrasti politici, insomma. Nel primo dopoguerra io non ho letto notizie del genere, perché? Perché, come abbiamo visto, il movimento cattolico per 2 anni praticamente non è attivo sul territorio. La prima sezione del Partito Popolare, perché poi diventerà Partito Popolare, la prima sezione del Partito Popolare è dell'ottobre del 1920, quando cioè i socialisti hanno già diciamo, chiamato la lotta ai contadini, hanno conquistato il patto colonico e praticamente buona parte o quasi tutti i contadini sono passati dall'organizzazione cattolica a quella socialista, perché era l'unica presente sul territorio ed era l'unica che in qualche modo tutelava gli interessi dei contadini stessi. Prima i contadini erano tutelati dall'organizzazione delle cooperative, del movimento cattolico, e poi dopo effettivamente rimangono soli con le difficoltà che abbiamo visto di ripresa della produzione, eccetera. E chi difende questi ceti sono i socialisti. Quindi diciamo che contrasti non ce ne furono, anche perché c'è da dire che il Partito Popolare, che si costituisce alla fine del 20, praticamente non attecchirà sul territorio, e nell'arco di un paio di anni, dopo l'avvento del fascismo al potere, insomma, praticamente non si parlerà più di Partito Popolare fino al 45, insomma. Per cui non ci furono contrasti, diciamo, fra i due, anche se rimasero avversari, perché leggendo anche sui giornali, soprattutto in occasione delle lotte nelle campagne, che erano dirette però dai socialisti, c'era l'idea del popolo, che era l'organo del Partito Popolare, dei cattolici, che contestava i risultati, quindi c'era polemica politica a livello diciamo giornalistico, ma non a livello così, diciamo, a livello di scontro locale proprio perché i popolari non erano presenti sul territorio, quindi erano presenti solamente sul giornale di fatto. Dopo magari col 22, con le elezioni amministrative, ci sarà una ripresa del Partito Popolare, ma in pratica passeranno un paio di anni, ma vedrete che la situazione politica cambierà completamente, insomma, nell'arco di un paio di anni. Non so se sono stato chiaro. Sì, grazie. Bene, allora andiamo avanti ancora un po', un pezzetto. Allora, il terzo gruppo, intanto dobbiamo parlare di gruppo in quanto non è ancora partito. Il terzo gruppo, movimento che si forma, diciamo quasi come espressione del Partito Liberale Nazionale, è il movimento fascista, perché inizialmente il fascismo non è un partito ma è un movimento. E il primo dato che posso darvi è che il fascismo in queste terre, nella provincia di Gorizia, eccolo che sottolineiamo, nasce con molto ritardo rispetto sia al fascismo nazionale che a quello triestino. Il primo fascio di combattimento che si costituisce in questi territori è quello di Monfalcone e avviene nel giugno del 1920. Il primo fascio di combattimento che si costituisce a livello nazionale è quello di Milano del 23 marzo del 19, quindi il fascio di Monfalcone nasce un anno e qualche mese dopo quello nazionale, e mentre quello triestino nasce pochi giorni dopo quello nazionale, quindi i primi giorni di aprile del 19 si costituisce quello triestino. Quindi mentre a Trieste il fascismo, il movimento fascista si costituisce praticamente subito, nella provincia di Gorizia si costituisce in ritardo. Ed è
io ho usato questo termine, un fascismo di importazione, perché è costituito soprattutto da italiani delle vecchie province che vengono nel Goriziano, che si trasferiscono per ragioni di lavoro, eccetera. E il fascismo, in genere in tutto il litorale, non solo nella provincia di Gorizia, assume delle caratteristiche particolari e diverse rispetto a quelle che ha il fascismo nazionale. Tanto che quando si parla di fascismo della Venezia Giulia, si parla di fascismo di frontiera. Perché? Perché il fascismo nelle nuove province non solo persegue gli obiettivi che ha il fascismo nazionale, ma ha anche un compito in più, che è quello di italianizzare le popolazioni locali. E quando si dice italianizzare, non si deve pensare solamente agli sloveni e ai croati che abitavano in queste terre, che si sapeva italiani non erano, non volevano essere, non volevano venire a far parte dell'Italia. Ma si deve parlare anche degli italiani di queste terre, quindi del Goriziano, del litorale, che, ecco il contrasto di cui parlavo prima, che gli italiani delle vecchie province consideravano ancora come non buoni italiani, quindi italiani tiepidi, italiani che non avevano dimostrato eccessivo entusiasmo con l'arrivo dall'esercito italiano, che erano ancora accusati di essere legati alle vecchie istituzioni austro-ungariche. Quindi diciamo l'obiettivo, cioè uno degli obiettivi che il fascismo locale si perseguiva era quello di italianizzare questi territori. Ovviamente era un obiettivo in più, un obiettivo diverso da quello che si perseguiva a livello nazionale. A livello nazionale, quindi quando si costituisce il primo fascio a Milano, il fascismo nasce come un movimento contro. È un movimento che è contro lo Stato, contro la classe politica che ha governato l'Italia negli ultimi anni, è soprattutto un movimento antisocialista, è un movimento anticlericale, si proclama antimonarchico, antiborghese in genere. È un movimento che però non ha una precisa ideologia, in quanto la sua azione, in quanto la sua dottrina è l'azione anche violenta, per conquistare il potere. E quindi a livello nazionale il fascismo individua immediatamente come avversario primo da dover colpire proprio le associazioni socialiste, le associazioni di movimento sindacale e quindi le squadre d'azione che vengono costituite hanno come primo obiettivo quello di distruggere le sedi dei partiti dei operai, di bastonare i capilega che guidano i contadini nell'occupazione delle terre, e naturalmente oppure di intimidire oppure di reprimere gli scioperi operai che avvengono nelle fabbriche. Teniamo conto che comunque il movimento fascista ottiene notevoli finanziamenti dagli industriali del nord, dalle fabbriche del nord e dagli agrari della pianura padana, quindi ovviamente deve rispondere anche a questi. E non è un caso che, dunque vi dicevo, il 23 marzo si costituisce il primo fascio di combattimento a Milano e pochi giorni dopo viene devastata la sede e la redazione dell'Avanti, cioè il giornale del Partito Socialista, di cui, tra parentesi, Mussolini era stato uno dei rappresentanti, uno dei principali dirigenti, anche direttore del giornale stesso. Quindi, se a livello nazionale l'obiettivo primo delle violenze fasciste è
la forza organizzata del movimento operaio, nelle nuove province l'obiettivo primo è sì demolire la forza delle organizzazioni politiche, sindacali, socialiste, comuniste poi, ma anche diventa l'obiettivo quello di andare a demolire, distruggere le istituzioni politiche, culturali, economiche degli sloveni e dei croati. Quindi ecco il duplice obiettivo del movimento fascista, che come vi dicevo trova un facile, un terreno particolarmente fertile in cui attecchire proprio nella città di Trieste. Infatti vi dice, il fascio triestino si costituisce il 3 aprile, quindi 10 giorni dopo quello nazionale. E anche dobbiamo tenere conto che Trieste è una delle città che attira maggiormente gli immigrati dalle vecchie province, quindi i funzionari dello Stato, i lavoratori in genere, quindi c'è un notevole flusso di immigrati dall'Italia, e quindi trova un lavoro, cioè diciamo un terreno fertile su cui attecchire, in modo particolare quando a capo del fascismo triestino si pone Francesco Giunta. Francesco Giunta era un avvocato livornese, quindi anche questo uno delle vecchie province, era stato militare, soldato durante la guerra, e che riesce a mettere insieme un partito proprio perché dispone a Trieste di un sostegno economico da parte di quelli che erano i poteri forti della città, quindi gli industriali, gli assicuratori, tanto che nell'arco di breve tempo a Trieste riesce addirittura a mettere in piedi un giornale, Il Popolo di Trieste, che diventerà addirittura quotidiano e che diciamo durerà fino al 45, eccolo, quindi potrà disporre del sostegno di una parte perlomeno dell'esercito, che fornirà alle squadre le armi. Addirittura il commissario prefettizio di Trieste metterà a disposizione le palestre triestine appunto per addestrare gli uomini, e di fatto il fascismo triestino diventa un modello addirittura a livello nazionale. Che cosa fa Giunta? Praticamente lui suddivide la città in quartieri, in ogni quartiere riesce a mettere insieme una squadra d'azione che governa poi dopo come un comandante militare, per cui le azioni di distruzione non vengono fatte dalle singole squadre, ma da tutte le squadre messe assieme che si spostano da una parte all'altra per andare a colpire dove dovevano colpire. E tanto che questa organizzazione militare delle squadre, tra parentesi sono le prime ad usare la camicia nera, verranno prese come esempio a livello nazionale, dato che, tra parentesi, il fascio triestino diventerà il fascio diciamo più organizzato e più numeroso, perché vi do un dato: all'inizio del 1921 il fascio triestino contava 15.000 iscritti, mentre quello di Milano ne contava 6 e quello di Udine 1, quindi a significare che a Trieste il movimento otterrà fin da subito un notevole consenso. Quindi la federazione triestina del movimento fascista sarà per un periodo perlomeno la più grossa e importante d'Italia. E la forza di questo movimento sarà anche nel fatto che oramai già nel 19, ma anche già nel 20, diciamo, il fascismo
è il partito dominante non solo a Trieste, ma anche in diverse città istriane, dove per iniziativa proprio del fascismo triestino verranno costituiti i fasci e organizzati nella stessa maniera. E a sottolineare la forza di questo movimento, ricordiamoci il 13 luglio del 1920 c'è l'assalto e l'incendio del Narodny Dom, quindi l'Hotel Balkan, quindi la sede delle principali istituzioni politiche, economiche e culturali della comunità slovena triestina. Quindi siamo a metà del 1920, quindi a Trieste il fascismo ha praticamente conquistato la piazza. Nel Goriziano invece la situazione è diversa, in quanto non trova lo stesso ambiente favorevole. Inoltre dobbiamo tener conto, come abbiamo visto l'altra volta, che il Partito Socialista aveva acquisito un consenso notevole, quindi erano in corso anche notevoli conflitti sociali nelle campagne, ma anche nelle fabbriche. E quindi il fatto anche poi dopo che esistesse un malcontento un po' generalizzato, non solo fra operai e contadini, ma anche fra gli altri ceti sociali, per cui si imputava alle nuove autorità italiane ritardi nella ricostruzione, quindi c'era un malumore per come avveniva questa ricostruzione, quindi c'era un malcontento nei confronti delle autorità italiane, ma anche nei confronti dei nuovi venuti, per cui il fascismo, come si forma nel Goriziano, che è costituito in modo, dico perlomeno all'inizio, in modo massiccio dai nuovi venuti, viene visto come un prodotto che arriva da fuori e quindi non è espressione della realtà locale. Infatti, così dicevo prima, dobbiamo parlare un po' come di fascismo di importazione, in quanto buona parte dei primi dirigenti delle sezioni fasciste che si costituiscono nel Goriziano e anche buona parte dei primi componenti delle squadre d'azione sono soprattutto immigrati che provengono dalle vecchie province. Sono ex militari dell'esercito, sono funzionari impiegati giunti nelle nuove terre a sostituire quelli austro-ungari, ci sono i muratori, i falegnami che sono venuti qui con le varie ditte che hanno vinto gli appalti, e quindi il fascismo si presenta come un qualche cosa di estraneo al territorio, tanto che non solo non trova seguito fra i ceti popolari, infatti questo è anche un fatto interessante, studiando appunto il fascismo in queste terre e ricostruendo anche i gruppi dirigenti delle varie sezioni fasciste che ci saranno, che verranno costituite in questi territori, si vede chiaramente come a formare, ad essere i segretari del partito, i membri del direttorio del fascio locale, non troveremo operai e contadini, saranno insegnanti, saranno i funzionari pubblici, e quindi diciamo che fin dall'inizio il movimento fascista e il partito non troverà sostegno nelle classi popolari, ma all'inizio, ecco, questo mi piaceva sottolineare, non troverà sostegno nemmeno fra quei ceti borghesi, non so, commercianti, bottegai, liberi professionisti, che dopo diventeranno un po' il nervo del partito, proprio perché queste categorie guarderanno con una certa diffidenza la crescita di questo movimento e quindi soprattutto anche la crescita delle azioni di violenza, di distruzione che
contraddistingueranno il movimento fascista, perché laddove si formerà un fascio si costituirà la squadra d'azione e cominceranno le botte e le distruzioni. E quindi nemmeno quei ceti borghesi che diventeranno poi dopo fascisti accetteranno questo, proprio perché non erano abituati a questo metodo, insomma, politico. E quindi inizialmente il movimento fascista non troverà consensi fra le popolazioni locali. Cambierà dopo, indubbiamente, soprattutto dopo la marcia su Roma o nei mesi precedenti, vedremo che la situazione cambierà moltissimo, però per il momento il fascismo nel Goriziano, contrariamente a quanto avviene a Trieste e in Istria, troverà effettivamente difficoltà a iscrivere la gente e ad avere consensi nella società di queste terre.